Nessun atto ufficiale, ma al momento solo una lettera di intenti. È quella partorita ieri sera dalla giunta regionale firmata dal presidente Rosario Crocetta, con la quale in pratica si rassicura il libero consorzio comunale, ex provincia regionale di Agrigento, socio di maggioranza del CUPA, sugli impegni di natura economica ed amministrativa che la regione intende adottare. Già oggi il commissario straordinario di Liberto potrebbe ritirare l'atto di recessione dal CUPA, firmato all'indomani del suo insediamento. Oggi intanto è il giorno della protesta, nonostante il maltempo, studenti, docenti, genitori, rappresentanti sindacali, politici e tutto il personale dell'università in piazza a gridare rabbia. Ma anche la speranza che tutto possa rientrare. In prima fila anche la presidente del Polo, Maria Immordino. Questa è una battaglia sacrosanta per quello che io considero un valore indisponibile come la Chiesa, cioè la cultura e il diritto allo studio degli studenti. Quindi questo di oggi è soltanto il primo passo. Cioè dalla prossima settimana noi inizieremo la vera battaglia, perché non si può più vivere con questo incubo: il polo chiude, il polo sta chiudendo, domani chiude, non lavoriamo neanche serenamente, anche gli studenti, cioè la precarietà allora è anche pessima consigliera. Alla luce della riunione di ieri, come siete disposti voi a continuare? No, su questo non ci sono dubbi, cioè noi saremo qui e allora neanche le bombe ci potranno portare via il consorzio, questo già io l'ho detto. Ma sarà garantito fino alla fine di questo anno accademico? Dal prossimo in poi i ragazzi potranno iscriversi tranquillamente? Si devono iscrivere tranquillamente perché, come torno a dire, la battaglia inizia allora e c'è la volontà, Vogliamo delle risposte concrete, come potete vedere oggi il Polo è sceso in piazza finalmente e siamo qui perché vogliamo delle risposte concrete. Ricordiamoci che siamo studenti, non stiamo chiedendo nulla di così impossibili. Noi quello che chiediamo non è continuare ad andare avanti anno per anno, quindi sempre con l'acqua alla gola, quello che chiediamo è stabilità, perché è quello di cui ha bisogno il diritto allo studio e quindi la cultura. Agrigento oggi sta dando un segnale ed è soltanto l'inizio di un percorso che deve partire dall'università, dalle mura accademiche e dallo studio. La protesta di oggi è finalizzata affinché questo polo non chiuda, perché questo polo è stato dal 2001 al 2006 un polo d'eccellenza, il secondo polo più grande d'Italia, quindi è inaudito che questo polo chiuda. La regione, la provincia devono mandare fondi affinché questo polo sopravviva, perché è la cultura di Agrigento, ci è rimasto solo questo polo e quattro altre cose, quindi se facciamo chiudere questo siamo un fallimento, già che siamo l'ultima provincia d'Italia. Dopo questo